Venerdì 9 maggio, Sant'Isaia profeta. È il 129° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 236 al termine. Il sole sorge alle 5:47 e tramonta alle 20:29. La luna si leva alle 17:29 e tramonta alle 4:19. Al primo scrutinio viene eletto doge Ludovico Manin all'età di 64 anni, l'ultimo della serie iniziata con Paoluccio Nafesto nell'anno 697. Alla notizia della sua nomina, il nobile Pietro Gradenigo pronuncia la frase famosa «Iga fatto dose un furlan, la Repubblica s'è morta». Caduta la Repubblica, si ritirerà nel palazzo di famiglia a San Salvador e successivamente in quello del cognato ai Servi, dove dopo 36 giorni di malattia morirà il 24 ottobre 1802, esecrato da tutto il popolo che erroneamente dava tutta la colpa a lui della caduta della millenaria Repubblica. Le previsioni per domani. Sulla pianura non si verificheranno precipitazioni e cielo poco o parzialmente nuvoloso. Sui monti alternanza di nuvole e rasserenamenti con delle piogge di pomeriggio. Temperature con andamento irregolare di notte e in aumento di giorno.